Avevano stampato anche le locandine, oltre a pubblicizzare via social le gare che quindi clandestine erano solo in parte, a bordo di scooter modificati e truccati. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno interrotto la competizione che attirava decine di giovanissimi. I nostri equipaggi hanno notato un copioso flusso di giovani nella zona industriale di Valla di Riese. Tra l'altro parallelamente avevamo attivato anche delle attività per quanto riguarda profili social di messaggistica istantanea di giovanissimi che appunto pubblicizzavano in quella stessa zona un evento, una competizione non autorizzata in velocità, di gara in velocità per motocicli e ciclomotori, parte dei quali anche elaborati per aumentarne le prestazioni. Abbiamo quindi contestualmente interrotto lo svolgimento dell'attività in corso, appunto anche per preservare la sicurezza dei partecipanti e anche dei numerosi giovanissimi spettatori che vi stavano assistendo, e contestualmente anche attivato una indagine per capire quelli che erano i promotori. In particolare per uno dei due non era la prima volta che organizzava cose di questo tipo. Dalle indagini è emerso effettivamente che uno dei due, in particolare il sedicenne, aveva già promosso sempre su messaggistica istantanea, gruppi social locali, altri eventi realizzati sempre nella zona di Riese Teodecimo nel febbraio scorso, che sono stati anche in questo caso intercettati e interrotti dall'arrivo degli equipaggi impegnati nel controllo del territorio. Il pubblico, grazie anche ai social, arrivava da diverse zone, non soltanto dalla zona di Riese. Dall'attività investigativa è emerso appunto che questa copiosa affluenza, che arrivava comunque diverse decine di spettatori, ma anche di partecipanti, di giovanissimi che arrivavano dai comuni limitrofi, ma anche dalle province limitrofe. Questo può definirsi un evento singolare o effettivamente è un fenomeno che può preoccupare più complessivamente? Al momento in zona non abbiamo avuto segnali di ulteriori attività. Fra l'altro, ecco, i due giovani si sono dimostrati sinceramente pentiti, hanno capito le loro responsabilità e quindi anche grazie a loro abbiamo intercettato un'ulteriore programmazione di un evento per domenica 16 ottobre che è stato impedito anche grazie alla chiusura dei profili social degli stessi due studenti.